Avvistamenti di lupi anche in pianura, esemplari che scendono a valle, si avvicinano ai luoghi abitati, avvistamenti che sono sempre più frequenti. Nell'ultima settimana a Chiampo, in zona industriale, immortalato da un automobilista mentre attraversa la strada di notte, l'altro tra Villa Verla e Montecchio Precalcino, tra le case, come recenti avvistamenti anche a Marostica, in zona residenziale. Presenza del grande carnivoro consolidata in espansione, specie nelle zone montane e pedemontane, altopiano di Asiago, Posi, Arsiero, che sul territorio provinciale raggiungerebbe, secondo le stime, un centinaio di esemplari. Presenza con cui anche le attività convivono. A tal proposito, l'incontro organizzato a Malo dall'associazione Tartufai e patrocinato dalla provincia proprio per far luce sul lupo e il suo impatto nell'ecosistema vicentino e per gestire la sua presenza nelle aree urbane, nelle zone frequentate dall'uomo. L'obiettivo è sia capire quali siano i comportamenti più corretti nel dover affrontare questo animale, ma anche e soprattutto programmare quella che è una convivenza fra il lupo e le attività dell'essere umano, sia attraverso un contenimento degli esemplari che sono sempre in aumento, ma anche e soprattutto attraverso dei comportamenti corretti nel relazionarsi con questo animale. Cala il numero delle predazioni rispetto allo scorso anno, stando ai dati della Polizia Provinciale, che ha effettuato 104 accertamenti rispetto ai 192 del 2024. Le predazioni sono in calo, ma non sono indicative di quella che è la presenza del lupo, quindi servirebbe assolutamente un censimento per poter determinare il numero esatto dei prelievi da fare.